Carichissimi per questa seconda edizione del TEDx Montebelluna, sempre qui in Finite Aria come l'anno scorso. Quest'anno tema Buon Vento, 12 speaker e il tema che richiama un augurio di navigazione un po' per omaggiare quelli che erano stati i grandi esploratori del passato che affrontavano l'ignoto in cerca del nuovo. Anche noi con i nostri speaker cerchiamo di regalare un po' di sapere in più, un po' di conoscenza, sperando di accontentare un po' tutti, e con grande entusiasmo la nostra squadra di 20 volontari ha preparato questa giornata. Stiamo un po' tutto quello che è la comunicazione dell'evento. Abbiamo i nostri grafici, abbiamo i nostri responsabili dei biglietti e cerchiamo tutti insieme di coinvolgervi, anche quelli non presenti qui oggi fisicamente, e cercarvi di farvi facilitare la scelta per l'anno prossimo e invitarvi anche alla prossima edizione del 2020, la terza edizione di TEDx Montebelluna. E allora, se vi siete persi la giornata di oggi, non dovete fare altro che cercare TEDx Montebelluna su tutte le piattaforme social attive e poi prenotarvi già per tempo per l'anno prossimo. Grazie Francesco. Grazie Gaia. Sono Giulia, faccio parte del team speaker e durante questo evento ho accompagnato insieme alla mia squadra gli speaker per la preparazione della talk. È stato molto emozionante vederli crescere in questo percorso e oggi finalmente ci godiamo il risultato finale. A TEDx Montebelluna tra gli speaker anche Francesco Pezzulli, celebre speaker e doppiatore probabilmente noto ai più come la voce di Leonardo DiCaprio. Confermo, tutto vero. Confermiamo, perfetto. Oggi però ha presentato un interessantissimo speech il cui tema centrale era proprio la voce. Francesco, riassumici brevemente quello che il messaggio che hai voluto dare poi agli spettatori. Innanzitutto è stato bellissimo essere qui perché siamo usciti dalla sala di doppiaggio, forse non tutti sanno che la sala di doppiaggio è un piccolo cinema e quindi viviamo al buio, di solito sottoterra, senza rumori, e stare in mezzo a tanta gente è stata un'emozione bellissima. Ma quello che volevo lasciare oggi con la mia talk non era tanto una testimonianza della mia professionalità, quanto magari qualche piccolo consiglio che potesse aumentare la sicurezza in noi stessi quando andiamo a relazionarci con le persone, e spero di esserci riuscito. Il pubblico è stato molto reattivo. Certo, tra l'altro si è creata anche una bellissima interazione perché Francesco ci ha fatto fare alcuni esercizi. Allora adesso, a mio rischio e pericolo, hai un esercizio da consigliarci sugli esercizi? Guarda, l'esercizio dell'articolazione. Vai che provo. Questo è difficilissimo. Esercitiamo le V, va bene Gaia? Esercitiamo le V. Allora, dovevi vedere dove viveva Vivian. Dovevi vedere dove viveva Vivian. Bravissima, ragazzi. La prima. Ma se me la facevi ripetere 2 volte non veniva. Natura sì, siamo contenti di essere partner di questa iniziativa TEDx Montebelluna, perché crediamo nell'innovazione e crediamo nel supporto e nel dare voce ai giovani, e questa è una organizzazione fatta da giovani. Siamo presenti con i nostri argomenti più importanti, quest'anno l'acqua come bene pubblico, stiamo togliendo le bottiglie in PET da tutti i nostri supermercati e stiamo introducendo degli erogatori molto particolari per dare un'acqua pubblica a basso costo a tutte le persone, e siamo intervenuti fornendo la materia prima, quindi gli ingredienti per la preparazione del buffet e del coffee break. Confcommercio ha deciso di supportare TEDx Montebelluna per il secondo anno consecutivo. Quest'anno abbiamo dato ancora più supporto perché crediamo a questa iniziativa veramente innovativa del territorio. Crediamo che questi ragazzi bravissimi che si sono spesi per un anno di lavoro in questo evento fantastico valgano veramente supportati. Devo dire che abbiamo trovato tanti spunti, noi abbiamo appena rinnovato la dirigenza, quindi nuovo presidente, nuovo direttore, io sono la vicepresidente, tante donne, anche questa è un'innovazione per noi, e quindi quale evento migliore di non essere qui a condividere proprio questi stimoli. Abbiamo aderito come azienda, come De Castelli a TEDx già l'anno scorso con la prima edizione, sicuramente perché un po' di TEDx, un po' di cos'era TEDx, come si svolgeva, l'avevo seguito da internet, l'avevo seguito nelle varie talk che vedevo sul web. Poi quando ho sentito che anche a Montebelluna c'era questa opportunità, ha detto siamo qui nel nostro territorio e vediamo cosa può essere. Questo è legato un po' a quello che è la visione della nostra azienda. Noi cerchiamo sempre di innovare, di alzare sempre pipiù l'asticella verso un miglioramento del nostro modo di essere azienda. E questo TEDx potrebbe essere questo, veramente questa leva, questo alzare l'asticella sempre di più in maniera che ci sia un confronto in questo territorio di innovazione, di cose, di azioni che devono essere viste sempre in maniera diversa, sempre qualcosa da portare di novità.
cosa dire, è stato l'esempio ancora quest'anno della qualità con cui hanno presentato gli speaker, della qualità dell'organizzazione. Poi sono tutti ragazzi giovani, questa per loro diventa una scuola di vita, diventa una scuola anche nel proprio lavoro, saperlo organizzare con qualità. Bravissimi, sicuramente ci saranno anche il prossimo anno. Ultimissima cosa e poi lasciamo Francesco che deve rientrare di corsa. Allora, noi siamo una grande community e il nostro motto è il prendi la sgaia, che è un po' questo, prendila easy, nel senso nel mondo ne succedono di tante, ma esiste anche tanto di moda. Esatto, esiste anche tanto bello e quindi abbiamo questo hashtag prendi la sgaia che sta invadendo un po' i social network. Noi sappiamo che anche Leonardo DiCaprio ogni tanto gli scappa di dirlo. Vi fidate di me? Prendete la sgaia. Beh, e da TEDx Montebelluna con Francesco Pezzulli è Ciao a davvero tutti. tutto, grazie. Grazie a voi. Ciao.